Allora, la denatalità è un fenomeno ormai non solo locale ma globale, che dopo in Italia assume un significato maggiormente negativo e in particolare proprio se dobbiamo restringere lo sguardo alla provincia di Treviso, sulla zona proprio pedemontana. Ecco, tutto questo comporta chiaramente nel tempo, ma il tempo è già arrivato, ma il tempo futuro, uno squilibrio di cui il segno più evidente è appunto la carenza di bambini, e quindi di un domani anche di forza lavoro, e dall'altro l'appesantimento sul lato degli anziani, che tra l'altro non solo abbiamo più anziani, ma anche più anziani che vivono più a lungo. Allora, se sommiamo più anziani che vivono più a lungo, ma è anche al tempo stesso un deficit di welfare familiare, perché le famiglie si stanno appunto, come dire, rimpicciolendo o dimagrendo, ecco, questo comporta che da parte dell'ente pubblico o da parte dei servizi da un lato sul piano sanitario una fragilità maggiore, questo è ovvio, una popolazione che invecchia è più fragile, e dall'altro anche un discorso di, se non di solitudine, di carenza come dire, di una presenza che nel passato era appunto data dalle famiglie. Nel lungo periodo sarebbe una ripresa della natalità, ma una ripresa della natalità non la vedo sinceramente nel novero delle possibilità. Sarebbe casomai un discorso di immigrazione giovane, ma questo è un lato. Dall'altro chiaramente fronteggiare l'invecchiamento longevo significa appunto investire sul discorso e sanitario e assistenziale e di prossimità, e quindi è una bella sfida per i servizi o del privato sociale o comunque del pubblico sociale.